inaccettabile aspettare 3 mesi per trovare una casa fatiscente, per trovare un proprietario che non ti fornisce un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, perché non è possibile per le famiglie italiane supportare i loro figli che studiano in questa città a 600 euro al mese. Anche a Venezia, nella zona dei magazzini di San Basilio, gli studenti universitari hanno piantato le tende per protestare contro il caro affitti, nonostante la pioggia incessante. La situazione qui a Venezia, come nel resto d'Italia, per quanto riguarda la residenzialità studentesca, è disastrosa, con affitti inaccessibili e sempre più inaccessibili. Basti pensare che da quando è passata la pandemia sono in costante aumento e rispetto all'anno scorso sono aumentati del 13%, arrivando al prezzo d'affitto di 15 euro per metro quadro. A sostenere la protesta anche alcuni rappresentanti della politica locale e non, con un chiaro messaggio alla giunta Brugnaro. Una protesta più che giusta in una città dove i residenti calano e l'amministrazione è inerme. 7 anni di slogan e quando si è avuto l'opportunità del PNRR questa amministrazione ha deciso di investire in un bosco dello sport e non sulla residenza. La giunta Brugnaro, che è di centrodestra, sarebbe l'unica tra tutte quante che avrebbe la possibilità di approvare un regolamento che regoli il mercato delle locazioni brevi, perché grazie al lavoro dell'onorevole Pellicani, fatto nella scorsa legislatura, Venezia in particolare lo potrebbe fare e quindi potrebbe essere anche un modello di uscita e di risoluzione da questa situazione. Le richieste degli studenti sono chiare. La prima, che i fondi del PNRR vengano destinati esclusivamente a enti pubblici, escludendo i grandi gestori privati delle residenze come Camplus e Campus X. La seconda, chiediamo che venga riattivato il fondo affitti che è stato tagliato proprio da questo governo. E la terza, vogliamo che vengano regolamentate le locazioni turistiche. In particolare qui a Venezia non accettiamo che spazi che sono studenteschi, come le residenze private, vengano affittati durante il periodo estivo a turisti. Chiediamo che venga convocato immediatamente un tavolo di coordinamento da parte della Regione con tutti e 3 i rappresentanti dell'ESU di Verona, Padova e Venezia all'interno della Regione con l'assessore Donazzan e che venga veramente fatto un passo avanti da parte della Regione per quanto riguarda il diritto allo studio.